4 maggio per 1.200.000 veneti, Zaia annuncia per domani una proroga dell'ordinanza regionale. Ora tutto dipenderà dai singoli comportamenti, dice, raccomandando l'uso della mascherina. Sarà un algoritmo a stabilire regione per regione l'eventuale accelerazione delle attese riaperture, a spiegarlo i sottosegretari veneti da Baretta e i numeri della cassa integrazione. Bufera per le parole del direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova in un seminario web, rivolta degli specializzandi, dal diretto interessato la precisazione e le scuse. Dalla diocesi di Chioggia a quella di Venezia, passando per Treviso, le indicazioni del governo per le celebrazioni dei funerali continuano a far discutere e creare problemi. Partito stamane il terzo screening sugli abitanti di Vola, cittadina dei Colli Eugani, già cluster per l'emergenza coronavirus, a coordinare le analisi il professor Crisanti. Nella lotta contro il tempo per cercare un farmaco capace di curare il coronavirus c'è anche lo scienziato bellunese Marco Mazzorana, il suo racconto da Oxford. A Santa Maria di Sala il Covid-19 non ferma i matrimoni, cerimonie in municipio con mascherine, guanti e distanze di sicurezza. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3. Dunque questi titoli, ma in primo piano il bollettino serale, bollettino regionale. Continuano a diminuire il numero dei contagi da questa mattina a questo pomeriggio, sono solo 16 i casi positivi, quindi nella nostra regione sono 7.422. Le persone positive. A Padova e Rovigo nessun contagio da ieri ad oggi, mentre sono 7.165 le persone in isolamento domiciliare. E continuano a diminuire anche le persone ricoverate in ospedale, 945, quindi meno 25 rispetto alla mattinata. E rimane invece invariata la situazione nelle terapie intensive, 108 le persone nella nostra regione ricoverate in area critica, mentre sono 7 i decessi da questa mattina a questa sera. Ed ora invece veniamo alla conferenza stampa, la consueta conferenza stampa di Zaia ha annunciato una nuova ordinanza regionale per domani. Il governatore Zaia lunedì 4 maggio le aperture previste dal DPCM permetteranno di tornare al lavoro 1.200.000 persone. Nuova ordinanza della Regione Veneto, quella che sarà presentata alla vigilia del tanto atteso 4 maggio. Lo annuncia il presidente Zaia, sottolineando come si tratterà di fatto di una proroga dell'attuale con qualche chiarimento. Ci prepariamo a un 4 di maggio con un'apertura che sarà importante perché riguarderà 1.200.000 persone. E l'invito che faccio io, oltre a dire che domani presenteremo ovviamente tutto quello che è la proroga della nostra ordinanza, ecco, però dicevo che è fondamentale dire ai veneti di non abbassare la guardia. So che sono ripetitivo, ma io ho l'obbligo di ricordarlo tutti i giorni, di sapere che a questo punto la sfida passa non più ai clinici ma al popolo, nel senso che adesso il nostro futuro ripassa in mano nostra. Noi spesso rivendichiamo l'autonomia, no? C'è un'autonomia istituzionale dei territori, ma ce n'è anche una individuale, no? Responsabilità individuale quindi a iniziare dall'uso della mascherina. Qui è fondamentale che si faccia attenzione che la mascherina in mezzo alle persone o quando si incrociano persone sia indossata. Anche all'aperto e in aree isolate, dice Zaia, se si sta per incrociare un'altra persona. Gesti eroici non servono a niente perché poi quando ti infilano il tubo in bocca cambia il mondo. Regione Veneto che al pari dei suoi cittadini spinge sulle riaperture ma senza fughe in avanti. Allora noi abbiamo detto, se il governo, o meglio il comitato tecnico scientifico, vuole tentare un'apertura, noi ci siamo. Oggi, domani, dopodomani, il che non vuol dire che sto promuovendo cose che non si possono fare. Voglio semplicemente dire che la rete della sanità del Veneto è in grado di affrontare tutto. Piazze e strade teatro di protesta in queste ore di commercianti e artigiani. Zaia invoca il buon senso nel caso a qualcuno venisse in mente di multarli per assembramento. Vabbè che ci sono le leggi, vanno rispettate, però penso che abbiamo tollerato in questo paese proteste di piazza che hanno devastato le città, no? Questi non sono dei devastatori, hanno lasciato le città più pulite di prima. Buon senso che si scontra con le norme in vigore, come nel caso della coppia di Jesolo multata per aver comprato un caffè da asporto a un chiosco sul lungomare ed essersi seduta a consumarlo su una panchina. No, è ovvio che
che è un'ingiustizia, però è altrettanto vero che era scritto così, che il cibo da asporto si consuma a casa. Ma a me spiace, però purtroppo quella era la soluzione, se no non aprire nulla. Netta la presa di distanze sulle dichiarazioni del direttore dell'ospedale di Padova, secondo cui il contagio nella struttura sarebbe stato favorito dalla presenza di specializzandi. Va ripristinato il buon rapporto con le scuse e siccome sono responsabile anche della sanità del Veneto, dico che gli specializzanti sono una colonna portante, ma non lo dico perché c'è stato questo fatto, lo dico perché abbiamo fatto di tutto per riuscire a coinvolgerli nell'offerta sanitaria del Veneto. Portano voglia di fare, entusiasmo e sicuramente anche accademia, perché comunque sono più freschi di libro di uno che è lì da 30-40 anni. Elezioni, Zaia fa sapere che in settimana se ne riparlerà. E rispetto alle elezioni noi abbiamo un'audizione in commissione della Camera martedì mattina alle 10, 10:20. Guardate, io penso che si possa ancora correggere il decreto presentato dal governo con serenità, con spirito di collaborazione, quantomeno tenendo aperta anche un'altra possibilità che è quella estiva. Sull'algoritmo infine con cui il governo deciderà regione per regione se allentare o inasprire le prescrizioni, il governatore taglia corto. Terapie intensive e ricoveri. Se vanno su vuol dire che non funziona, se vanno giù vuol dire che funziona, appunto, per essere pratici. Dopo possiamo stare qui a fare gli algoritmi, tutto quello che volete, ma se si svuotano gli ospedali vuol dire che la gente sta bene. Del nuovo decreto del governo di richieste di cassa integrazione, ma soprattutto del nuovo sistema attraverso il quale alle regioni potrebbe essere consentito in maniera differenziata di accelerare la riapertura delle attività, hanno parlato in videoconferenza questa mattina i sottosegretari variati Martella e Baretta. Riaperture del 4 maggio, primo spartiacque non solo sanitario ma anche economico dell'emergenza virus che blocca il Veneto dall'8 marzo. Tornerà operativa una larga fetta di imprese e lavoratori. Nel Veneto ci saranno il 77% delle aziende aperte e l'84% degli occupati. Però ieri c'è stato un grido di dolore, lo definirei così, nelle piazze del Veneto. Il grido di dolore di chi non ce la fa, di chi ancora il via libera a ripartire non ce l'ha. Ma nel decreto che il governo si appresta a varare ci sarà un nuovo sistema per stabilire i tempi delle nuove aperture. Ora si va, perché la fase epidemiologica, pur con tante preoccupazioni, sembrerebbe disponibile a farci fare, e cioè si andrebbe a superare, si andrebbe ad articolare le disposizioni che oggi sono solo nazionali, differenziandole per regioni. Un algoritmo basato su 2 maxi parametri. Di monitoraggio, 1, di capacità di accertamento diagnostico in quella regione, 2, di indicatori di stabilità di trasmissione e di tenuta dei servizi sanitari in quella regione. Sarà premiato chi resterà entro valori di soglia, ma c'è anche il rischio contrario. Chi dovesse trovarsi nella malaugurata però situazione di vedere dei valori di allerta superati, più che aperture bisogna pensare a delle chiusure, che sarebbe un dramma invece dover avere. Una prima valutazione già alla fine della prossima settimana. Le date potranno essere anche anticipate se regione per regione questo algoritmo darà un tipo di risultato con un rischio e un impatto meno forte e meno elevato. Nuovo decreto che si appresta a distribuire altri 55 miliardi di euro. Il sottosegretario all'economia Baretta ha fatto il punto su indennità e cassa integrazione. Sono stati pagate per quanto riguarda le indennità dei professionisti degli autonomi in Veneto 252.000 domande già erogate per un importo complessivo di 151 milioni, corrisponde grosso modo all'8% nazionale. In Veneto ci sono 118.000 lavoratori che sono stati messi in cassa integrazione da
36.000 aziende. È Treviso la provincia che con il 23% ha inoltrato più domande di cassa ordinaria. Venezia con la stessa percentuale per quella in deroga, segno della sofferenza del settore turistico. Un quadro che si conta di attenuare con la ripresa del lavoro. Quanto a chi è ancora fermo e rischia di essere anche sanzionato per le manifestazioni di piazza di questi giorni, così ha chiarito il sottosegretario all'interno Variati. Laddove le manifestazioni sono state fatte con la lontananza interpersonale, con i dispositivi di sicurezza, in modo diciamo più individuale che collettivo, non c'è volontà di aumentare la tensione. Un'altra notizia importante arriva sul fronte del trasporto, ad annunciarla su Facebook il senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi, che scrive: mi ero impegnato affinché la ripartenza sicura fosse garantita anche con mezzi di trasporto pubblico tra le città, per questo avevo ritenuto inaccettabile che il nord-est nel nostro paese non avesse nemmeno un collegamento al giorno con l'alta velocità, quando da lunedì 4,5 milioni di italiani andranno nuovamente nei loro posti di lavoro. Sono felice di poter comunicarvi che, nonostante le resistenze da parte di alcune regioni, il ministro Paola De Micheli mi ha assicurato che verrà emanata la nuova disposizione che consentirà come inizio un andata e ritorno giornaliero da Venezia a Roma e da Venezia a Milano. Ed ora invece parliamo della coppia multata per aver preso un caffè da sport e averlo consumato in una panchina invece che a casa. Contrario alla multa anche il sindaco di Jesolo Valerio Zoggia, che in diretta ha commentato così. Diciamo che io non è che sia d'accordo su questa cosa, perché capisco se uno va a prendersi un pasto completo per asporto, eccetera, e quindi deve mangiare a casa, ma un caffè che uno ci impiega qualche secondo, non è che uno deve andare a casa per bere, anche se la norma chiaramente sembra che dica questo. Lunedì approfondirò con il mio comandante della polizia locale. Non la condivido comunque, non la condivido. E nel punto stampa di oggi Zaia ha parlato, come abbiamo visto, anche della polemica tra il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova e gli specializzandi. Le scuse invocate dal governatore sono arrivate già questa mattina. Perché le riflessioni che sono state fatte sono state estrapolate da un seminario che era orientato a valutare i rischi e le problematiche relative alla cosiddetta fase 2, no? E quindi i ragionamenti che abbiamo trattato riguardano aspetti epidemiologici di carattere preventivo, no? E non erano giudizi attinenti a categorie professionali, no? Risponde così il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Padova. L'accusa che gli veniva mossa era quella di aver detto, in un seminario via web, che il contagio da Covid-19 è favorito dagli specializzandi. Una frase estrapolata dal contesto, secondo il dirigente della sanità padovana. L'apporto degli specializzandi non è mai stato e mai sarà messo in discussione, ci dice. Esprime un ringraziamento a tutti i medici in formazione e che in questi mesi si sono impegnati per il contenimento dell'epidemia, contribuendo a ottenere risultati che sono stati sotto gli occhi di tutti, sia in termini clinici che di personale infettato. In virtù dell'impegno profuso e delle competenze riconosciute, molti di medici in formazione operanti in area Covid hanno anche potuto firmare un contratto di lavoro e allo stesso tempo si prendono le distanze da libera interpretazione destituite da qualsiasi fondamento circa una presunta e mai assunta maggiore pericolosità di medici in formazione o su comportamenti volutamente scorretti. A sollevare il caso l'Associazione dei Medici Specializzandi di Padova, MESPAD, che chiedono un incontro urgente con la direzione e le scuse. Il direttore sanitario ribadisce che non c'è la volontà di accusare una categoria o di sottovalutare la professionalità di qualcuno. Ci si rammarica se, nonostante gli elementi sopra definiti, in qualcuno permanesse la percezione di una scarsa considerazione del momento, che ciò non è mai stato nell'intenzione delle direzioni, e ci si scusa per l'equivoco del momento, che non era intenzione di offendere nessuno. Dalla diocesi di Chioggia a quella di Venezia, le indicazioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la celebrazione dei funerali continuano a far discutere e creare problemi. Il Vescovo di Chioggia non ci sta al fatto che la responsabilità del controllo della temperatura spetti ai parroci. Il Patriarcato di Venezia rinvia l'inizio delle celebrazioni.
polemiche e restrizioni anche per il culto. Non ci sta il vescovo di Chioggia, Monsignor Adriano Tessarollo, al fatto che per celebrare i funerali con una presenza massima di 15 persone la responsabilità di misurare la temperatura ricada sui parroci. La nostra gente non è che verrà in chiesa se ha la febbre, comunque purtroppo le richieste sono state pressanti anche per chiedere che non siamo sottoposti a questo obbligo, però questo è richiesto, vuol dire che non ci possiamo fidare neanche della gente che viene in chiesa. Mastica amaro proprio nel giorno del suo compleanno Monsignor Tessarollo, uomo concreto e pragmatico. Nel suo profilo Facebook aveva subito sollevato il problema della responsabilità. La responsabilità del controllo della temperatura non può ricadere sui parroci. Ci hanno gabbato, aveva aggiunto, invitando i sacerdoti, in assenza di garanzie, a non celebrare le esequie, limitandosi alla benedizione del defunto in cimitero, come per la fase 1. Davanti ai microfoni addolcisce i toni, ma la sostanza non cambia. A me sembra strano che se hanno la febbre vengano in chiesa. Comunque questa è la legge. Se non le parrocchie che non ce l'hanno faranno almeno celebrare finché non si adotteranno dello strumento. Le norme nazionali hanno sollevato un vespaio e lasciato i parroci con il cerino in mano. Anche il Patriarcato di Venezia, in una nota, ha fatto sapere di non essere pronto a riprendere le celebrazioni delle esequie a partire da lunedì 4 maggio. Si sta attendendo infatti l'arrivo dei termoscanner da fornire a tutte le parrocchie. Intanto il vicario episcopale del Patriarcato, Don Daniele Memo, ha ricordato a tutti le principali disposizioni cui attenersi. Da lunedì si dovrebbe tornare a celebrare nelle nostre chiese funerali, condizionale d'obbligo, considerata la serie di prescrizioni stabilite dal Ministero della Conferenza Episcopale che fa dire al Vescovo di Treviso: non siamo pronti. Lunedì non credo che saremo pronti. Se una parrocchia può essere pronta, può farlo quando avrà tutte le disposizioni tecniche, le persone a disposizione, le cautele, potrà farlo, però lo potrà fare solo quando tutte le indicazioni sono rispettate. È concreto il Vescovo di Treviso. Bisognerà aspettare ancora prima di tornare a celebrare i funerali nelle chiese. E questo per rispettare le regole sanitarie contro il contagio. La norma fondamentale è quella che dobbiamo rispettare tutti, che è quella della distanza di almeno 1 metro, come ormai sappiamo tutti, però in una messa è più difficile, più complicata, ci sono delle regole in più per come si distribuisce la comunione. La cosa che serve purtroppo di più è che l'indicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, questa è di un massimo di 15 congiunti che possono partecipare al funerale e quindi bisogna trovare il modo per regolare, per poter vedere che siano veramente non più di questo numero, e soprattutto ci viene chiesto anche la misurazione all'ingresso della febbre. Ed è questa una strumentazione, oltre al personale addetto, che al momento non tutte le parrocchie hanno a disposizione. Anche perché alle entrate ci dovrà essere chi, oltre a contare gli accessi, dovrà prendersi la responsabilità di mandare indietro più di qualche parente. Se c'è qualcuno che avesse più di 37,5 che non potrebbe comunque uscire di casa, però dobbiamo invitarlo a non partecipare e a non entrare in chiesa. Perché, conclude Monsignor Tomasi, l'obiettivo è di non mettere in pericolo la salute di chi viene in chiesa. Perché ne va del principio fondamentale di impedire la diffusione del contagio. Le nostre celebrazioni servono, sono fondamentali e ci arriveremo con la dovuta pazienza. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio da Trieste, un appello per segnalare il gravissimo disagio in cui versano migliaia di famiglie italiane che abitano a ridosso di 2 regioni e che non possono varcare il confine in base al DPCM. Lo ha lanciato l'onorevole Vanni Agava della Lega parlando di Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Nel provvedimento, precisa Agava in una nota, sembra non essere prevista alcuna deroga a favore di chi abita a cavallo di 2 realtà regionali con una parte del nucleo familiare insediato da un lato del confine e parte dall'altro, il tutto circoscritto comunque ad un raggio contenutissimo, spesso nell'ordine di una manciata
migliaia di chilometri. La conseguenza pratica suona assurda, ricorda la parlamentare del Carroccio. Succede infatti che un abitante di Erto e Casso sia strettamente libero di guidare fino a Trieste, distante quasi 200 km di strada, in quanto resterebbe comunque all'interno della regione, ma non potrebbe scendere nella cittadina bellunese di Longarone, distante soli 5 minuti di auto. Episodi analoghi se ne contano numerosi nel paese, con persone impedite di riabbracciare i propri cari. Durerà fino a domani invece il terzo screening sugli abitanti di Vo, la cittadina dei Colli Euganei, già cluster per l'emergenza coronavirus. 12, 13, 14, 15. Tutti in fila a Vo per il secondo giorno di tamponi e prelievi su base volontaria. È il terzo screening a cui si sottopongono i residenti del comune euganeo. La cittadinanza ha risposto in forze, come nelle 2 volte precedenti. Ormai ho preso l'abitudine, non ci faccio neanche più caso. È una bella emozione perché così si può aiutare gli altri, noi stessi prima di tutto e anche gli altri. Una volta che siamo qua vuol dire che siamo contenti. Mi fa piacere, nello stesso tempo siamo anche controllati perché questo fa parte anche del nostro controllo e veramente siamo contenti. Lo studio, promosso dal Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova in collaborazione con la Regione Veneto, vuole mappare l'evolversi della malattia all'interno di questa comunità che i medici e i ricercatori conoscono già, di cui hanno dati praticamente da quando è iniziata l'emergenza. Mentre la risposta anticorpale sarà relativamente facile da analizzare, nel senso che abbiamo già tutti quanti i test e tutto, quindi penso che nel giro di un mese potremo essere in grado di stabilirlo. Guardi, nel giro di 2 settimane avremo completato tutta l'analisi dei tamponi, nel giro di un mese avremo completato l'analisi immunologica, serologica, cioè di quali anticorpi chi e quali anticorpi produce, e poi per l'analisi genetica ci vorrà un po' più di tempo perché è molto complessa. Alle soglie della fase 2 l'attenzione deve essere massima. Il problema è quanto riusciremo a controllarla, sia con le nostre misure mascherine quanti come sto facendo io adesso, sia con misure di controllo da parte delle autorità di sanità pubblica. Ecco, sono la combinazione di questi 2 fattori che determinerà quanto e come aumenteranno i casi. Saranno circa 3.000 gli abitanti di Vo che si sottoporranno ai test. In maniera entusiastica, immagino avrete visto la fila che c'era anche la fila ieri, hanno portato i bambini, che è veramente un segno di grande fiducia. Guardi, se uno porta i bambini significa che ci crede, altrimenti i bambini non li porta. Anche grazie agli studi precedenti si inizia a capire qualcosa. In effetti la maggior parte delle persone che si infettano sono giovani. Gli anziani sono più vulnerabili, ma sono i giovani che si infettano più frequentemente, al contrario di quello che si pensa, perché i giovani hanno più contatti. Per allietare anche i più piccoli sono presenti i medici clown che, come fanno nelle corsie degli ospedali, porteranno anche qui un sorriso. Hanno bisogno di sorridere un pochino perché penso siano un po' spaventati per tutto quello che sta succedendo in questo momento. Nella lotta contro il tempo per cercare un farmaco capace di curare il coronavirus c'è anche lo scienziato bellunese Marco Mazzorana. Ieri in collegamento Skype ha spiegato come si sta lavorando da Londra. A Diamond stiamo facendo diverse ricerche, stiamo effettuando diverse ricerche, tutte incentrate nell'utilizzo di questa macchina che è un acceleratore di particelle che produce raggi X per studiare la struttura atomica, la posizione degli atomi, che sono moltissimi all'interno di una proteina, nelle 3 dimensioni. Questo ci permette di comprendere come le proteine, in questo caso quelle del coronavirus, funzionano e se siamo in grado di interferire con delle molecole sintetizzate a questo scopo, comprendere come migliorarle per poi arrivare a un potenziale farmaco. Marco Mazzorana, scienziato di Fortogna di Longarone, è parte integrante del gruppo di lavoro che alla Diamond Life Source di Londra sta lavorando per individuare la molecola che possa generare il farmaco per sconfiggere il coronavirus. È una lotta contro il tempo, ma i primi risultati cominciano ad arrivare, ha spiegato ieri in collegamento via Skype con la nostra redazione. Non siamo ancora al livello di avere un farmaco, ma stiamo capendo come costruirlo e il lavoro che stiamo facendo ha utilizzato uno strumento all'avanguardia, una tecnologia anche innovativa
per ridurre i tempi di questa ricerca. Il contributo arriverà dall'acceleratore di Oxford, sulla cui attività sono puntati gli occhi dei ricercatori che in tutto il mondo stanno tentando di trovare il modo per bloccare il virus. Marco Mazzorana è l'orgoglio del longaronese. Dalla sua terra numerosi messaggi di sostegno. Aiutaci a regalarci un futuro più sereno. Fiori d'arancio con mascherina e guanti al posto dell'abito bianco per lei e di quello da sposo per lui. Il matrimonio obbligatoriamente blindato dal Covid questa mattina in municipio a Santa Maria di Sala. Questa mattina abbiamo avuto un matrimonio in comune che è stato un matrimonio in tempo di coronavirus. Fiori d'arancio con mascherina, guanti e gel al posto del classico abito da sposa per lei e di quello sartoriale per lui. E ancora maglia floreale a soppiantare il convenzionale bouquet per lei, occhiali da sole appoggiati sul pullover grigio di lui invece della cravatta. Il sì al tempo del Covid tra praticità e concretezza a Santa Maria di Sala. A ufficiare la cerimonia lui, il sindaco Nicola Fragomeni. Gli sposi arrivati in municipio dalla vicina frazione di Veternigo. Massimo e Natascia si sono sposati, hanno voluto coronare il loro sogno d'amore e in un clima, vi dico, surreale, ma tutti con la mascherina, in modo tale che siano rispettate tutte le disposizioni di leggi e le distanze sociali. E dopo il vi dichiaro marito e moglie, il brindisi sempre nell'ufficio personale del primo cittadino. Al posto dei flutti in vetro i bicchierini rosa in plastica nel rispetto delle condizioni ferree previste dalle norme anti-Covid. Festeggiamenti per 7 con gli sposi Natascia Tomello e Massimo Mazzarolo e i rispettivi testimoni, uno a testa come da normativa il consigliere delegato Luigino Miele e il cerimoniere del comune Michele Rizzo. Per i neosposi una nuova via per, è il caso di dire, tenere fede ai loro vecchi sogni d'amore. E dal Veneto è davvero tutto, grazie davvero per averci seguito, vi lascio ovviamente alle previsioni del tempo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Ci attende una domenica con tempo asciutto e stabile sul nostro territorio e con clima decisamente mite. Il dettaglio del 3 maggio dunque. Sul Veneto sarà una splendida domenica soleggiata su tutti i settori, non sono attese piogge degne di nota e il cielo si presenterà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 6 e 13 gradi, i valori massimi compresi invece tra i 19 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà asciutto e stabile, tanto sole vedete dappertutto con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime fino a 13 gradi, massime sui 21 all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, protagonista sempre il sole, anche qui con cielo sereno e senza piogge. Temperature minime sui 7-9 gradi, massime fino a 21-22 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.